mondo virtuale come una sensazionale. Tutti i giorni recensioni da guardare per imparare a giocare, oppure anche solo per iniziare a seguirlo. Su YouTube tu puoi vederlo, dal Brasile a Maranello, supero anche Barrichello. Ho battuto il Flamengo e ho vinto la Champions, altro che Mino Raiola. Per un giocatore cambia tutta la rosa. Mettete mi piace, commentate, Commenda Veneziano, questo è il canale Commenda Veneziano, Commenda Veneziano, Commenda Veneziano, lo youtubers italiano. Commenda Veneziano, Commenda Veneziano, Commenda Veneziano, lo youtubers italiano. Bella raga, tutti nel commendone veneziano ragazzi. QPR Liverpool, campionato. Siamo passati in finale di Capital One, chiaramente dopo la bella vittoria dell'andata, non ho iniziato il ritorno e abbiamo vinto una partita del recupero in campionato. Ci siamo a +3 dall'Arsenal, però dobbiamo stare attenti chiaramente perché manca ancora tantissimo al campionato. Diego Costa, ok, finito il mercato, non ho né comprato né venduto nessuno perché tanto il prossimo anno vado via, le lascerò al nuovo allenatore le cessioni e le vendite. Adesso dobbiamo soltanto pensare, correttezza la voglio lasciare al Liverpool. Attenzione Sterling, la delusione più grande di questo Liverpool. Rigore, e stavolta me lo dà. Calcio di rigore per il Liverpool, calcio di rigore. Sentite i fischi dello stadio, ma ragazzi Sterling qua stavolta non poteva non darmelo. E voglio provare a premiare Sterling, visto che ha fatto due belle azioni. Dai Sterling. Non proprio un rigore perfetto, speriamo bene. Sterling, ed è gol! Quanto ha rischiato, ma Sterling porta in vantaggio i Reds con l'ennesimo rigore. Mamma, quanti rigori però, quanti rigori. Qualcuno mi vuole bene. Attenzione ancora, il Liverpool non recupera il QPR. Bravissimo Walker. Vede Diego Costa, manca il gol di Diego Costa. Diego Costa sta giocando benissimo oggi, però non siamo di niente Diegone. Sterling, l'autore del gol su rigore. Sterling, tipicazione di Sterling, mamma, questa è stata ogni tanto Sterling questi colpi importanti. Vai Raki, e l'Erraki di testa, l'Allana, lo che ha segnato, Skrtel, 2-0 Liverpool. Grandissimo gol. Ah no, Nainggolan, scusate, Nainggolan ha segnato, non ci credo, è il Nainggolan, anche lui, pelatone, Nainggolan di testa, incredibile, non è che Nainggolan fa tantissimo, non è che gioca a Skrtel mi sembra, vabbè, ma piccoli vaneggi comendiali, in ogni caso va bene. E questo è il bello del commento, il bello della diretta, fioi. No, Skrtel gioca, triplo vaneggio, solo che mi aspettavo il gol da lui, Lallo, vede Sterling. Peccato, dai che l'abbiamo chiusa anche questa, forse, 85esimo. Complimenti Liverpool, stiamo vincendo tutto. Come ho fatto in Champions ad andare così male? Speriamo di avere veramente l'opportunità di andare in una big che può vincere la Champions. Liverpool. Markovic. No, il Marco sbaglia. Attenzione il QPR, prova di testa, ma ancora libera la difesa liverpuliana. Le mitiche difese liverpuliane. Sterling, fallo, ma dove che è alto, che pesa 5 kg, ma dai. Comunque buona vittoria, dai. Buono. Butta su Diego Costa vuole il gol. Finisce 2-0. Ragazzi, abbiamo sempre 3 punti di vantaggio. Liverpool United, questa partita chiaramente ce la vediamo tutta perché è un super big match. Il problema è che, mi ricordo l'andata, eravamo in superiorità numerica e siamo riusciti a non vincere con 2 gol mangiati incredibili. Vai, sta diluviando Sterling, confermata la formazione che ha battuto il QPR. Sterling. Peccato. Dai fioi, questa è la classica partita da vincere. L'Arsenal non molla, però 59 Liverpool, 56 Arsenal, lotta per lo scudetto per 2 formazioni in questo momento. Il Fella recupera molto bene il Liverpool. Rakitic vede molto bene Sterling ha un dribbling in più per Raheem Sterling.
Attenzione il Fela, l'uomo dai capelli pressoché curiosi. Attenzione Bruce Wayne, Rooney, Mata per Robin Hood, Van Persie o Robin di Batman, ragazzi, abbiamo Robin e Bruce Wayne, tutti nella stessa squadra. Attenzione Starridge si invola, Starridge meraviglioso, Starridge incalcolabile, Starridge devastante, Starridge, ho sbagliato tutto, devo fare la finta, porca troia. Attenzione Rooney, Bruce, attenzione a Bruce, con le big sappiamo che abbiamo alti e bassi. Il Raki, fallaccio, no, invece è buona purtroppo. Attenzione Di Maria, Angel Di Maria. Attenzione Van Persie, mamma mia in curva. Mamma che brutto tiro del Manchester, meno male diluvio clamoroso a Anfield. Moreno bellissimo per Raki, se non ci arriva la palla però. Partita molto veloce, ritmi indiavolati, altro che Serie A. Attenzione di Van Persie, fuori, ancora rischio, ancora sofferenze, raga. Walker, buttala su Walker. Attenzione. Bravissimi, ok. Bellissimo, molto bene Costa. Diegone se ne va. Dai Diego Costa salta tutti. Ma vuole fare troppo, tutto da solo. Roba nostra però. La Cop esplode, la Cop vuole il gol, la Cop lo pretende il gol. Costa dorme con la difesa dello United, rigore, ed è ancora rigore, è pazzesco, 5 rigori in 3 partite. Non ho parole ragazzi, non ho veramente parole. Ci sta andando bene dal punto di vista dei rigori. Vai Diego Costa, tanti rigori quest'anno. Diego Costa, tiro. Diego Costa. Liverpool 1, Manchester United 0. Al 27esimo Diego Costa. 13esimo gol in Barclays Premier League, ragazzi. Bravi Fioi, bravi. Dai, anche di rigore va bene, l'importante è vincere. Qualcuno ci vuole bene, Fioi. C'è la cupola cumendiana, il cupolotto ragazzi, il cupolotto cumendiano, la coppa è esplosa, Liverpool. Attenzione, bravissimi. Eccolo qua Sterling, e Sterling se ne va, bravo Sterling ancora, Sterling solo, Sterling, fermato all'ultimo istante. Bravissimo Rai. No, che sfiga. Angel Di Maria. Questo era fallo, Questo era fallo. Moutinho vede Rafa, il portiere esce, forse sbaglia, c'è il gol. Bravo, meno male che la palla è arrivata a Rafa, il manco mal. Si è ammonito il giocatore. Ha ammonito Rakitic. Walker la butta su. Tipicazione comendiana, fuori gioco di Diego Paolino Costa. Che lui è un po' Paolino, ragazzi. Smalling. Stacca, attenzione Di Maria, errore clamoroso della difesa ed è gol dello United. Di Maria 1-1. Ma cosa è successo? Pazzesco errore di Sacco. E Di Maria ne approfitta. Non ho parole per descrivere questo gol. Royce, tipicazione questa, fifiana, più che comendiana. Royce, cosa voleva fare Royce? Ma è roba nostra. Dai ragazzi. Royce, Walker, ancora Royce, Sterling la butta in mezzo per il vuoto. Ma guarda che gol che ho preso, ma che gol del cazzo che ho preso. Non ci sono parole per descrivere lo scempio di questo gol. Ai Liverpool. Angelo Di Maria. Ma dov'è il fallo? Ma dai. Vai. Van Persie prova il missile. Van Persie invece la mette in mezzo. Bravo Jones. Finisce il primo tempo 1-1.
Partita un po' collosa, tanti errori. Un rigore e uno sbaglio di Sacco. Stanno decidendo la partita sull'1-1. Van Persie. Van Persie. Oh, fermiamo Van Persie. Ma dov'è? No, vabbè ragazzi, ma dov'è il fa? No, vabbè, però ste robe qua devono toglierle su FIFA, sennò veramente è ingiocabile. Van Persie. Van Persie. Miracolo sulla linea, manco male, Rooney. Fellaini, il Fella, Migliole, Sacco Serte sulla linea. E c'è il gol. Gol del Manchester, incredibile. Gol dello United. One, Mata. Ribalta tutto il Manchester, questa è una sconfitta pesante, non possiamo permetterci di perdere, fioi. Fallo, fallo! A me non me lo fischia. 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 It's incredible. È veramente incredibile. È incredibile descrivere lo schifo. Rosso. Adesso mi dà il rosso. Vai, vai, raga. Allora, Rakitic fuori. Mettiamo il Naingo. Mettiamo Markovic per Sterling al posto di Sturridge. Mettiamo Ramos. E facciamo così, proviamo. Intanto licenze poetiche. Vai. Vai. Vai, ragazzi. Che tiro di Rooney, raga. Ma cosa fa? Che domaroni, però. Mamma mia, qua Jones è andato a vuoto. Offensivi. Sconfitta che a mio parere non ci sta. È da pareggio sta partita Diego Costa. Vediamo se la licenza poetica come indiana funziona. Bravo. Qua Royce fa una gran cosa. Qua Royce fa una gran cosa. Royce! Cosa ha parato? Cosa ha parato il portiere? Diego Costa. Cosa mi ha parato? Porca puttana, però. Che sfiga. Enfile. Mamma mia, che nervi cumulativi. Rooney. Ramirez. Lentissimo Ramirez, recupera Royce che ha fatto un'azione strepitosa. Markovic. Niente, un altro errore. Ancora Royce ci prova. Ramirez. Per Ramos. Ramos appena entrato. Ramos ancora il portiere. Stiamo giocando meglio. Ma cos'è? Oh. Vai Royce, ti prego. Pennella la Royce. Ma no, così. Ultra offensiva. Pazzesco, veramente una sconfitta di un immeritato clamore. Con le big è così, c'è proprio sfiga, Mata se ne va. Riescono a bloccare la mazzata lungo la corsia laterale. Royce. Vai Ramos e Alberos. Ramos fa tutto. Ramos. Che tiro da cioccolataio. L'Inter sta facendo i miracoli. Si è svegliato adesso l'Inter. Chiaramente rispondere perdiamo sempre adesso. Col Manchester quest'anno una sfiga dopo l'altra. Bravi. Vai. Bravissimo, bella azione questa Royce. E Royce se ne va. Il piccolo Royce se ne va. Royce. Non ci credo, ma che sfiga. Vai. Occhio al contrasto. Stiamo entrando negli ultimi 5 minuti con un gol che divide le due squadre. È un gol di merda, clamoroso. È il primo gol che non ci stava proprio. Royce. Bellissimo sto passaggio, proprio bello. Cagare. 3 punti pesanti persi, questo.
Vai Royce, e Royce fa il miracolo. Royce 2-2 al 90°. Marco Royce, 11° gol. Mamma mia, anche Royce ha segnato tanto quest'anno. Solo che la maggior parte dei suoi gol li ha fatti nelle partite non registrate, penso. Ne ha fatti 5 o 6 forse, boh, non so, non mi ricordo. Ramirez, grazie. Sarebbe bello vincere, sarebbe clamoroso Royce. Royce, cosa fa? Cosa fa Royce? Royce entra in aria. Royce, gol! Non ci credo. Deve essere il clamoroso 3-2. Che partita di testa. Non pretendiamo troppo, però stavo vincendo. È pazzesco. Finisce qua 2-2, raga, sotto il comandone veneziano. Vediamo se possiamo vedere il risultato dell'Arsenal. Sarebbe bello un pareggio dell'Arsenal. Ha perso e quindi guadagno un punto. 60-56 si gode. Ciao!